Amici di Recta Sport, benvenuti a Ninetto Martinez di Uri, 26esima giornata di Eccellenza Sardegna, un campionato bellissimo, una gara che ci darà tante informazioni per quanto riguarda la corsa playoff e la corsa playout. Atletico Uri contro Tortoli. Senza rischiare niente, pallone sventagliato in avanti, prova ancora a lottare Mensegues, prova adesso ad andare verticale, cerca Coco, ottimo controllo di testa, Coco prova ad andare col destro, ottimo intervento, prima parata della partita di Cherchi. E allora ancora Tortoli, Mensegues, petto, poi circondato in qualche modo riesce a servire il suo compagno, ancora lui, prova col mancino, ottimo intervento di Cherchi. Ru prova ad andare ancora nelle zone di serra, conclusione murata, ancora Urru. Coco controlla, smista ancora dal numero 23, prova ad accentrarsi, va con l'esterno sul secondo palo, trova il compagno, altra parata miracolosa di Cherchi. Si è ripiegato addirittura Leomanni per togliere il pallone dalla disposizione di Mensegues. Occhio però al pallone al limite, se la sposta e calcia. La rete che sblocca la gara è arrivata, minuto numero 22, l'ha messa dentro lui alla terza conclusione della sua partita, trova quella giusta, 1-0 per il Tortoli. Sale il numero 4, prova ancora ad andare dal giovane numero 3, pallone verticale, Ricciu prova a giocarla dentro, Mudrischi ha trovato anche lui la deviazione vincente. Poco meno di 3 minuti dal gol che ha sbloccato la gara, l'ha pareggiata Luri nel segno del suo numero 9. Non è che si alza, Mudrischi prova a interviene bene, poi piega con la testa, cerca di mettere in movimento Ricciu, fa rimbalzare Ricciu, sterzata, prova col destro. Pallone messo fuori ancora, Mensegues dà abbastanza fastidio, allora prova a salire in questo momento il Tortoli. Orru, finta ottima del 23, poi scarica dentro ancora Coco, gliela restituisce, Orru a terra, prova a calciare. C'è fallo però. Si va da Lintas, prova col mancino dentro a cercare il Mudrischi, controllo, non ottimo col mancino del numero 9, occhio però la possibilità. Va da Ricci, centralmente, Piga, prova ad allungare il pallone, cercato l'altro Piga, prova Piga, ha calciato sul palo lontano. Sgasa al 7, prova ad andare sul fondo, Leomani non arriva, occhio perché è arrivato, Ricci è andato via, fallo, calcio di rigore. Parte Ricci e la spedisce alta, chiede movimento verticale, Piga, altre idee, prova ad andarci adesso, eccolo, trovato Mudrischi, prova a farsi spazio, allarga il gioco dall'altra parte, Ravot, scarico al limite, prova Piga. E allora si gioca lì vicino, prova ad andare Sulis, poi Poli con la deviazione verso la porta, non trova però lo specchio. Palla per Jacob, smistata, Brondani, si fa vedere Ravot, servito adesso, prova ad andare col mancino verticale a cercare Mudrischi, lascia andare Mudrischi, cerca Ricci, Dumbuya, quasi frittata del numero 1 del Tortoli, salvataggio in extremis di Orru. E allora palla verticale di Ravot, arriva adesso Scanu, prova a farsi spazio col fisico, circondato addirittura da 3, riesce comunque a servire Ravot, ha spazio e tempo per mettere dentro il traversone come questo, e la deviazione di Mudrischi, alta, sopra la traversa, sterza Piga, e col destro cambia il gioco, Lintas si aspetta prima di mettere dentro il traversone. Ancora Lintas, se la sposta, prova col mancino dentro, Mudrischi la tocca e Dumbuya riscatta l'errore di qualche minuto fa. Prova con il pallone sul primo palo e l'ha toccata Santiago, la rete che ribalta la gara, 2-1 per l'Atletico Uri. Santiago è stato più veloce di tutti a toccare questo pallone su calcio d'angolo, incornata sul primo palo, Dumbuya non può far nulla. Pallone verticale nel mentre prova a gettarsi a capofitto su questo pallone per guadagnare secondi, ancora Campana, gli guadagna bene, finisce così
al Nineto Martinez di Uri, vince l'Atletico Uri 2-1, ribalta il risultato iniziale di 0-1 del Tortolì.